diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. E buonasera a tutti, benvenuti, finalmente ci siamo in questo lunedì sera. Do la buona serata a tutti i nostri belli di Bella che come sempre in questo momento sono collegati sul canale 75 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi, buonasera a chi ci sta ascoltando in radio, come sempre benvenuti anche a coloro che in questo momento ci stanno seguendo tramite tutte le nostre applicazioni, chi ci segue da social, e buonasera anche a chi ci sta seguendo tramite TikTok. Come sempre lo riservo all'ultimo e sapete anche il motivo, ultima puntata di Agumacca. Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati al traguardo di questa prima stagione, perché non si sa, possibilmente ci saranno prossime stagioni, ma questa con la puntata di questa sera è arrivata al termine, quindi non ci perdiamo in chiacchiere, anche perché questa sera il salottino lo vedo abbastanza ardente, rosso infuocato, quindi vado a dare subito il benvenuto a quelli che sono i nostri ospiti fissi. Rocco, buonasera. Lidia, buonasera. E Iole. Buonasera a tutti, buonasera. Loro i nostri ospiti fissi, e questa sera nel salottino per la prima volta abbiamo anche altri artisti per quanto riguarda Agumacca, perché i Morti di Fame, buonasera ragazzi, loro sono stati presenti con noi in altri eventi. Non ti preoccupare, anche se anch'io non mi sento, però vai fuori, alzateci per favore un po' solamente l'audio sul palco. Quindi dicevo, con voi ci siamo visti, però in questo caso è la prima volta che siete presenti nel salotto dell'Agumacca. Poi diamo la buona serata a Grazia, buonasera. Ciao a tutti. E poi Loredana e Deborah, buonasera ragazze e benvenute anche a voi. Buonasera. Allora, la serata è un pochino ardente questa sera, perché già prima di sederci abbiamo un po' avuto ben chiare le idee. Le sapete tutti che seguite appunto quello che succede nel mondo di TikTok, però già Grazia ha già detto io devo parlare con Rocco. Esatto. Già prima di sedersi lei ha detto Grazie, ma dove è Grazia? lì e lì, Intanto guarda. da blocco in diretta, visto che oggi ci si dava a bloccare. Ecco. Grazie. Ma grazie a chi? Quella che avevamo invitato 2 settimane fa? E Sì, poi sì. stanno alle 7 di Sì. sera, non possono venire più. C'è stato il cagnolino, Onestamente giusto? no, non erano le 7 di sera, quelle le 9:30. Quando le abbiamo chiamato tutte euforica, sì! Certo, certo. Alle 7 di sera, un'ora e mezza Anche prima non perché- posso venire. anche perché- Qual è Grazia stiamo parlando? È impossibile, non penso. Allora devi fare parlare. Che è lei, non penso. Però Scusa, facciamo come ieri, facciamo come Allora Lidia, facciamo come ieri. Lidia, qual è? tu non eri presente. Ma la verità non qual è? eri presente, quindi No, ero la sappiamo presente. la verità. Vabbè, ma ora è io sentivo solo Rocco. Scusa, ora è potuta venire perché c'è Comunque, Armando morale e della c'è favola, Lucio, è potuta morale venire. della favola, sono qui. Aspetta, si volevo può dire cambiare. solo una cosa. Alle 9:30 fuori il bisognino. Volevo dire solo una cosa, noi non siamo padroni e non ho cagnolini, ce l'ho solo a casa, 3 Alle chihuahua, 9:30 quindi non è la mia Grazia. cagnolina. alle 9:30 è bisogno. Allora, a parte Vabbè, bipolare, a parte che ti Ha un anno che sono bloccato, oggi magnificamente, grazie, Sapienza. sei bloccato da un voleva salire. anno, ma tu secondo me Vabbè, da quest'estate. lui ha che Secondo me sbloccato. È vero, sono bipolare. Lui ha Secondo che me sono sbloccato. bipolare. Allora, secondo Allora, me non tu può essere, perché io stanotte gli ho mandato il tuo video per fargliela arrivare a destinazione. lui ha 2 profili. No, ne In ho uno 8, è nato tutte e 8. No, è nato tutte e 8. lui ha 2 profili. In uno sei sbloccato, nell'altro non me lo facciamo non vedere, sei. manco con un fake di mia moglie. Ascoltami Rocco, se tu fossi stato bloccato io non ho nessun motivo di dirti Non me il l'ho contrario. fatto vedere manco con un fake di Comunque, mia moglie. morale in quel della video. favola, hai un modo di Prima di interfacciarti tutto, sbagliato. assicurazione. Ah, è un'altra cosa. Hai un Ha un anno che cerco l'assicurazione, mi ha buttato fuori dall'assicurazione. Facessi Per il sentire TikTok. a parte che non sono stata io a buttarti fuori. La sapemo, la sappiamo tutti questa dell'assicurazione. Vabbè, che Grazia è bipolare, lo possiamo dire. Ah? Grazie, l'ha detto bipolare. Sei, perché io vi Grazia Bipolare. Cavarossi mi chiama, io mi sono sentita più volte con Grazia. Ma lei è polo nord e polo sud. Però Ma tu lo sai il Oddio, significato poi non della ho parola capito. bipolare? Certo, poi- Ma tu sai il Dai, significato? sì. No, allora lo devi Me la cercare, spieghi? lo No, devi spiegamela. cercare. Io la so, perché ora frequentando a Rosario la so. scusami, Grazia! Grazia! Lo vuoi dicere la Frannunzio? Mi spieghi tu chi significa bipolare? Allora, bipolare significa comunque sorta di doppia personalità. Vabbè, chiamiamola E io non credo, Lei. e io non credo di aver dato Ma questa stai impressione. scherzando? Sì, sì. Lei ha sono doppia seria, personalità. sono serissima. Cioè, lei- Sono serissima. Scusate, Scibiglia, tu sei l'organizzatore, diciamo.
Avevi chiamato questa ragazza? Ho indovinato, e doveva venire, perché non è venuta giusto, all'ultimo? doppia personalità. Perché non è venuta? Allora, Aspettate un secondo, un attimino che c'è Iole che prova a dire una cosa. Allora, io ho invitato Grazia perché quella sera avevamo Nino Fiorello e lei fece, mio marito ha prodotto Nino Fiorello con una sua canzone. Un'altra cosa, Nino la ripudia. Aspetta. Nino mi ama invece, ci siamo sentiti Allora, telefonicamente. Mi ama, chiamaci che mi ama. Quello che ho spiegato a lei, che lei magari non l'ha capito, che noi siamo dei discografici, noi siamo a parte all'infuori di questo TikTok. Pensava lei, noi ci siamo spiegati, siamo chiariti prima perché a me piace chiarire prima, e lei ha chiesto scusa perché aveva capito altro. Basta. Ma altro che gliel'ha fatto capire? Lei Perché ti spiego, Scibilla c'è stato un attimo che mi ha detto Discandi. più di discandi e a quel punto io ho fatto 2 più 2 fa 4 discandi perché mi dovrei spaventare. Sei stata la prima persona a non essere invitata da me e Rocco. Vero siamo no? stati noi, sì. Perché Io ci c'ho il tenevamo, messaggio, perché io aveva c'ho- la canzone Bello, con Nino sei bello Fiorello. come il Io sole. ho il messaggio, io ho il messaggio. Salvo ci ha detto, Scibilla. ragazzi, posso voglio invitare? bene. Sì, certo Io lo ho puoi il invitare. messaggio Ma del non sei perché stata non è invitata potuta da noi. venire. Perché c'ho il messaggio, tu è vero. senza pedigree e guinzaglio non vai in nessun Non è posto. vero. No. Le mie cagnoline sono libere, mai messo un guinzaglio alle mie visto? cagnoline. Hai visto? Sono Usato libere da- di Comunque andare posso dire una cosa a Rocco? Certo. Allora, Perché dà assicurazione, dai. no Rocco, ascolta. Ormai mi stai camminando un'avventura senza manco tagliandino, grazie a te. Mango gratis. Allora Rocco, io quello che ho da rimproverarti, lo sai cos'è? Perché tu hai questo modo a volte collerico, no? Di interfacciarti con le persone. Io mi ricordo che 2 giorni fa hai fatto una sorta di live dove hai detto io qualsiasi problema ora chiamo, vado direttamente a casa. Dopo 24 giorni faceste una live dove hai detto Stiamo cascando i pilastri, aspetto fondamentalmente non si 300 può. aspetto 300 persone, 400 e hai asserito Perché io avevo detto, questa frase. io avevo detto niente frecciatine, Hai niente asserito, frecciatine. io non ne ho Ma fatte tu il punto frecciatine. con lei non l'avevi messa ancora. No, manco un punto Yes. esclamativo, Ma niente. guarda, Comunque, morale della favola, ti volevo dire che quando tu quella sera sei stato molto delicato nei miei confronti perché hai detto quella fallita e poi Upoccu doveva parlare con i suoi padroni. Upoccu, io No, sono il Upoccu non l'ho detto, il Sì, cagnolino. allora vatti a Mai guardare porco, la mai live. porco, no. Vatti a guardare Cagnolino. Allora A tu quest'ora hai la ti avrei live detto registrata. no. Hai la live Se registrata. l'ho detto mi scuso, ma io il cagnolino ho detto, Hai ragazzi. detto anche Upoccu. Forse volevo parlare dei miei stessi un po' poco. Io poi cagnolino Allora, volevo io non mi parlare. permetterei mai di intaccare te persona, perché comunque io ti conosco da 9 anni e so che in fondo non sei Ti questo. conosce da 9 anni e ha deciso i E fatti c'è anche Molto in altro fondo, sotto che però. io non voglio parlare. Ma Ci conosciamo da addirittura? 9 anni e che si sta Dillo. bucciando di tutte cose ora, grazie. Vuoi dire che te l'ho data? No, ma Grazie. io non ho visto, io ne hai parato. Io ne hai parato. Queste sono cose che devono Io rimanere chiedermi- lì però, Punto nella macchina. Grazie, basta. Basta. Anche perché mi hai deluso. No, mi hai deluso. Guardando Rocco e guardando te mi hai deluso. È l'aspetto Ma fisico tu hai che fa la capito persona. perché è bipolare? Perché c'è stato il contatto fra me e lei. Vabbè, ma che è bipolare si capiva, non è che non si capiva, capivano tutti. No, È mi inutile sembra che- proprio. Grazia, tu nelle videochiamate con me, perché ci sono state Allora, io ti ho spiegato e te lo ripeto, te lo ribadisco perché forse il concetto non ti è chiaro, che quando Spiegami. un conto che tu fai Hai un visto che sei TikTok, bipolare? Perché no, quando tu sei in videochiamata perché- con me sei un cagnolino No, veramente. no, perché Oggi un stai po'- sembrando una leonessa. No, io sono me stessa. No, allora, no, un non sei tu conto che io, stessa. un Perché tu conto nella videochiamata Anzi, io non ci avevo scommesso Allora, che tu saresti stata allora, ancora qui con loro. un Ero convinto conto- che ti avessi aiutato. Allora, non è per te. E invece no, mi sono sbagliato. allora ti dico in verità che io sto imitando a te, se lo vuoi sapere. tu sì, io sto imitando a te. io ti abito a tia. Io sto Tu imitando devi a te. bipolari. Quello che io ti dico che è un conto che tu fai una telefonata privata e ti interfacci con la persona No, in un io modo. sono così Un anche con te in conto che videochiamata. tu fai Perché, un scusa, in TikTok videochiamata- che sorridi, scherzi e Che balli. c'entra? Io Non è non che sto posso. parlando per il fatto ti stai vedendo oggi molto agguerrita. Non sono molto agguerrita. No, sono me stessa perché mi sono stancata di passare quella. Giustamente. Ma grazie, vedi tu ogni volta che stai nella live sei
No, perché io. No, Ma perché io non ho niente da dire? No, io quando non conosco. Io quando non conosco. Sono più contenta io che sei quando questa. non conosco il discorso, non entro nei meriti, non metto parola. Non come cettuni come tu, che comunque ti inficchi sempre. A tutti i banni, ma Bravo, come prezzemolo. Vabbè, chi E se è tu sei vero, artista. Lidia? Un poco ti invicchi è vero. Perché tu questo sei è vero. artista, i video che non da parte non ti fai tu. E allora cominciamo da capo. Sai come finiamo? A Pasqua. Facciamo da capo. Non capisci? Cioè, vuole tornare a Hai marzo, capito? aprile, Hai capito? Mi pare che ti confondisti con qualcun altro. No, non mi sono E tu di confusa, cui lo sai perché confondisti, Lidia, scusate. quando ci siamo fatti quella videochiamata dove poi io ho detto mettiamoci un punto con i morti di fame, mi ricordo che abbiamo messo un punto, ok? Io ho la live registrata, la penultima, quella che io ho rifiutato, dove al Fiorello, quel giorno c'era Desi e suo marito, ok? No, non mi arrivo tu sta live. Allora te la ricordo io perché l'ultima io l'ho live che ho registrata. La puntata. Ah, sei sentito toccata? No, ti spiego. Siccome tu avevi messo un punto e avevi comunque detto, avevi asserito che non avresti più punzecchiato, quel giorno, quella. Che ho detto di male? Perché io ho detto a Fiorella in caso faccio la canzone con te. No, tu gli hai detto la prossima volta scegliati la me che a TikTok per fare un duetto. Che ci fa di male se non ti ritengo una TikTok buona? No, Qual è ci il mancherebbe, problema? ma io non mi sento di ok, essere. no, pensavo ma io non che mi sento di essere una stavo a dire che TikToker era buona. meglio. Ascolta, io mi sento una miscata con nudo. Ma io, attenzione, Lerino, fino a oggi l'ho detto. Di Nino Fiorello, appena vero Vannino. Quello mi ama. Ma come ti misi nella canzone? Bellissima, bella, una bellissima. Insomma, Mamma mia. manca voce Comunque, forse. morale della favola? Ma la cantavi? Cantavi la Mi non piace canzone? l'idea, è No, music. che c'entra? C'era Nino lì. Hai toppato, Comunque, su questo hai morale- toppato. bene, io Ma non ha credo anche con significato, Fiorello. Lidia, perché io non posso. Ma Non è che io io non sapeva niente. mi su punto e dire che i motori di fame mi stanno simpatica alla vita. Attenzione. No, ma non si parla infatti di simpatia, mica ci sono Ho dire preso simpatia. poi di petto perché abbiamo messo il punto. Cioè, nel senso, se io sogno qua e mi dico una mia grazia, potevi scegliere una migliore. A voce non mi piace, come non so cantare io, però su voce mi fa troppo schighendi. Me l'ha detto Scibila di cantare così, te lo ricordi? Alza, mi alza. dispiace. Mi diceva magari tonsile di fuori due sera. Ah? Il maestro Ancora non Diego, conoscevo il chi è, suo perché anche Piero. adesso. Piero. Non canunchiamo Diego. Cioè, tu scibile innamorato da me voce. Ma quale? Quella vera o quella No, non ne ho, No, non ne guarda. ho. Giuro. Anzi, ti dico la verità, io nella prima, io ho detto questo, io lo potrei anche cambiare perché la prima è troppo metallica. Invece nella seconda, terza Ma e quarta che ho soprattutto, fatto, ma soprattutto lei se a non ho mezzogiorno messo- dice all'8 di sera dice La sempre sì. vera o la falsa? non so, tu perché hai Ma una c'è voce vera. Mattuvannari. No, capi, hai una voce vera e una voce Si falsa. chiama autotune. No, ce l'ho messo. No, non ma l'ho una messo. prima un po'. Nella No, prima. la prima sola. Non l'ha fatta, Nella Diego. seconda no, non l'ha No, fatta. io non lo so chi l'ha fatta, però l'autotune L'ha fatta si mio sente. cugino Tu queste Diego Ficciacchiaro. parole, tutte parole ne sai autotune, poi ne sai. No. Per- allora a me non lo metto metto l'autotune, mi sistemano le note perché sono stunato, ma l'autotune non lo E metto. mio cugino, la seconda l'ha fatta mio cugino Diego Ficciacchiaro. Sì. Anzi, ve lo dico qua. Non scusa, siamo Lidia, cantanti. non siamo cantanti. siamo Io ho cantanti. sempre detto Anche io, no, che dopo noi ve l'hai musicalizziamo il nostro personaggio. Vero. Perché le nostre canzoni Sono autodedicate. No, Nel senso auto- a noi, a sì, voi, sì, certo. l'abbiamo fatta a casa perché lui fa annunzi il casalingo. Non l'hai capita la alla sottigliezza fine ci che mettiamo t'ha? in Vabbè, ragazzi, aspettate, ne parliamo. Scusatemi, basta, silenziamo. Scusatemi. Un attimo per favore, perché abbiamo un collegamento, chiudetemi i microfoni, perché abbiamo l'ospite, come sapete, ogni puntata che abbiamo fatto fino ad oggi abbiamo avuto sempre un ospite in collegamento su Skype. Visto che stiamo parlando di musica, autotunes e tutto il resto, questa sera abbiamo un bravissimo artista che non ha bisogno assolutamente di nulla, perché stiamo parlando di un artista che è figlio d'arte. Quando io dico nel suo DNA c'è realmente solo ed esclusivamente la musica, lo conosciamo da piccolo, da giovane. Non vediamo il video, ok, adesso ci sta, quindi vado a dare subito la buona serata al nostro Giovanni Galletta. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao Buonasera a tutti, Giovanni, ragazzi. buonasera. Come state? Bene? Come stai? Tutto bene, un po' influenzato, il periodo è quello che quello. è, un po' in tutta l'Italia è così. È Però vero. tutto a posto, tutto Dove bene. ti trovi? In quale parte d'Italia sei? Sono in Sicilia, a casa mia a Messina. Ah, sei- sono sceso questa notte, sì.
Ok, quindi sei stato dove? A Napoli? Hai avuto concerti, eventi? Io là sto a Napoli fisso, ormai la mia casa è lì. Quindi Esatto. quando posso scendo a casa a trovare mia mamma, fratelli, un po' tutti. È vero. Non mi sto vedendo più. No, Vedo perché solamente me. tranquillo, Ok, no, perfetto. avevamo messo lo schermo grande proprio per farti vedere, perché siamo in collegamento in TV, quindi era per farti vedere. Quello che tu vedi in questo momento è quello che anche chi è a casa sta vedendo in TV. Ah, perfetto. Un bacio a tutti. C'è un bacio a Iole che voi ti vuole in studio salutare. e a chi è a casa. ci sta Giovanni, seguendo. io ti adoro, lo sai. E Iole? Ciao Iole, come stai? Bene. Tu sei di parte, Iole. Non tu sei sono di parte, tu sei un ragazzo, lo dico sempre, sei un ragazzo che ne esistono pochi, comunque. Grazie mille. Giovanni, senti, ascolta, noi ci siamo visti da poco, c'è stato il concerto qui a Catania, non ti vedevamo da un pochino, siamo stati al Pala Catania e in occasione di quella Saluto il mio serata... amico Rocco Lanza che è lì. Sì, è qui Ciao Rocco. Giovanni, ciao bello. Tutta l'organizzazione è stato tutto veramente bello. Un È vero, concerto no, fantastico. dicevo, ti abbiamo visto dopo un bel po' di tempo che non ti vedavamo qui in Sicilia, Sì. e c'è stata in occasione del concerto l'uscita di un brano nuovo che tu hai fatto in duetto. Con Gioca Esatto. Diablo. Il Un brano bra- sta andando bene ancora adesso, si intitola Ancora una volta. Esatto. Sta andando veramente bene sui social, gira un pezzo finale dove tutti dedicano questo pezzo al proprio amore, alla propria mamma, a un figlio, un fratello. Una dedica Comunque dice, speciale tu per sì una che il persona. cuore, dice, quindi tutti abbiamo una mamma, una persona cara a cui dire tu sì che il loro cuore. Esatto, quindi una dedica speciale proprio per una persona speciale. Sì. Adesso invece dimmi un pochino che progetti ci sono. Allora, per ora sto lavorando in studio per 2 brani, uno sempre in coppia, mentre un altro, un brano estivo che vorrò far uscire per marzo-aprile, in procinto dell'estate, diciamo. Coppia un con brano, un reggaeton, dobbiamo fare una cosa estiva, ballabile. Direi che ci sta, quindi ti vedremo anche sotto questa veste. Certo, ma già ho fatto qualche brano che è andato pure bene sotto questa veste, con Madame, non so se Sì, lo l'avete conosciamo. sentita. Certo che Con sì. Madame, l'ha già scritto cosa lindo mare per tutte le quartiere. Tu sei l'amore, ma con Madame finalmente non è che uno suona sti padraiere, è una bandiera. Chi sta amore è una fede che è più forte me, come dame, tutta per voi. Raffinatezza ed eleganza. Vero. Giovanni, Grazie, proprio grazie. te lo dico con la voce sempre. con la voce un po' nasale, però scusate, purtroppo c'è un Giovanni, È arrivata perfetta, non ti preoccupare. Io ti chiedo, e tu lo sai, lo Dimmi. chiedo sempre, di salutare un ragazzo speciale che ti segue e che mi dedica le Pietro, canzoni. a Pietro. E allora mi devi fare un poco della canzone che mi dedica sempre, Per lei. Ah, è bellissimo questo brano insieme a papà che è andato veramente bene. Lo facciamo insieme, Iole? Dai, Tutta per Pietro? tutta a Pietro. Per lei, io le passo sala rindomare e poi per lei, cancellasse la luna rindo cielo e poi per lei, ma facesse per compagnia di egli, direi, falla ritornare per lei. Grande Giovanni, grande. Perché- Ti faccio un'ultima domanda e poi ti libero. Il duetto sarà con un'altra voce maschile o voce femminile? Con un'altra voce maschile. Non posso dire altro perché Ok. ancora dobbiamo dire un po' sui social, però sarà sempre un rapper. Diciamo che oggi si sposa bene questa unione Accoppiata. tra Con voce me, classica. Non li chiamare a Grazia. Lo stai facendo con Rocco Lanza, forse? Cosa? C'è Rocco che ha fatto un brano, non so se l'hai sentito, e lui ha detto lo stai facendo L'ho con visto, me il l'ho duetto. Hai visto che ti ha visto? Rocco, te lo dico in siciliano, sì, o meglio. Accappa Rocco. Giovanni, yeah. Senti Giovanni, prima che ti lasciamo libero, quindi prima sarà il duetto che verrà fuori e poi dopo il tuo singolo, giusto? Sì,
Sì, certo, sì. Quanto tempo dobbiamo aspettare? Penso il duetto vogliamo farlo uscire il 14 febbraio. La festa degli innamorati sarà una dedica d'amore. Quindi una dedica d'amore per San Valentino. Bellissimo. Si intitola Sempre, quindi ovviamente è perfetta. Curiosi di sentirla. Giovanni, quando vuoi io ti aspetto qui in radio, ok? Così lo presentiamo e ci facciamo una bella chiacchierata insieme. Una bella oretta insieme e raccontiamo un po' di cose. Va Con immenso bene. piacere, lo sa. Noi ti ringraziamo per questa sfidata che hai fatto, Gio, sempre in bocca al lupo. Grazie a voi, è sempre un grandissimo onore e piacere. Anche per Un bacio. noi. Un bacione. Un bacio a tutti, a Ciao voi. Giovanni. Un bacio a tutti. Un bacione. Ciao Giovanni Galletta. Ciao, grazie mille, ciao. E a questo punto, ritornando in studio, ragazzi, non vi muovete da dove siete perché qui gli animi sono calienti. Ci fermiamo un secondo con tutti i nostri sponsor che ringraziamo ancora e ritorniamo tra poco. Quindi fermi 3 minutini e siamo da voi. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi io ascolto sempre e solo Bella Radio. Bella Radio. A tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella Radio. E dopo questa piccola pausa dove andiamo a ringraziare nuovamente tutti i nostri sponsor, noi siamo ritornati nel divanetto. Siamo ritornati in studio, quindi vado a riprendere posizione. Abbiamo un attimino esatto. Adesso l'importante è che mi fate entrare un attimo Bella Radio perché abbiamo l'audio, altrimenti non si sente nulla. Quindi un attimino di pazienza, ragazzi, il tempo che ripristiniamo i collegamenti su TikTok, perché come stavo dicendo appunto durante la pausa abbiamo scollegato TikTok e adesso ci stiamo ricollegando nuovamente, quindi un attimo di pazienza per chi ci sta ok, ora si sente perfetto, abbiamo ragazzi, la TV e la radio non riesco collegati. a prenderla. Adesso riappacifichiamo tutto, non vi preoccupate, anche i cellulari si sono impazziti. Allora, che è successo? Anche a me. Ok. Adesso, parlando di questo, ringraziamo sempre Giovanni Galletta per questo collegamento e voglio anche ricordare che questa è l'ultima puntata di Acumacca. Questa sera andremo a concludere questa prima edizione che ha tenuto qui presenti tantissimi ospiti, tra cui abbiamo avuto Rosario Di Stefano, abbiamo avuto Umberto, abbiamo avuto Fefè, abbiamo avuto anche Desi Di Salvo con Giacomo, abbiamo avuto Carmela, abbiamo avuto, aiutatemi ragazzi che io ogni tanto perdo, Attinuzzo, lo zio Alfio, insomma, la prima puntata è l'artista con Rosario del che mondo, tu non c'eri, l'artista del mondo. Lidia, silenziami. A questo punto, visto che abbiamo ripristinato tutto, sì, ci sono qua, sì. No, noi ci siamo. Ci siete, io vi vedo ragazzi, ci siete. Allora, arrivato a questo punto, silenziatevi voi perché adesso ci penso io. Arrivati a questo punto, sono caduti morti di fame. Dobbiamo continuare l'argomento che avevamo intrapreso. Perché a quanto si parla, grazie a tu hai chiarito, volevi aggiungere. Adesso ti facciamo salire, non ti preoccupare, un attimino, adesso risalite tutti quanti. L'unica cosa. Ecco, ok, c'è Dario che pensa a tutto. Dicevo, grazie a tu hai chiuso, possiamo prendere altri argomenti? Hai chiuso per adesso, vuoi dire altro? Per ora sì. Ok. I morti di fame contro Rocco e Lidia a quanto pare, giusto ragazzi? Sì, abbiamo avuto tante diatribe in questi mesi, dobbiamo dire. Adesso le acque? Le acque sono esatto. Quindi si è assestata la situazione. Ma io l'ho detto Agne fino a oggi, Acqua quieta in questo momento. Tutto va bene. Diciamo Va che bene. ci rispettiamo a vicenda, ma dobbiamo stare tanto lontani perché siamo tanto diversi. Ma tanto simili. E quindi dobbiamo stare lontani per stare Per tranquilli. rimanere per la pace nel mondo. Esatto. Ok. la parola giusta, non suttari appena lo sbigliaro cani. Giù che Esatto, dorme. e vale da ambo i lati. Entrambi però. lati, entrambi Certo. lati. Qui Ma ragazzi. sti cani sembra mense peri su Ma però, non troppo no? animali, Cioè, ci sono vabbè, in troppo cani. effetti TikTok è diventato uno zoo, no? Sì, Cuccucigli, ossi, zazzametti. Le ragazze invece, No, ragazze. ci sono anche noi. Non è vero, ci sono pappagalli, ci sono stelle, ci sono tanti simboli, non è che ci sono solo gli animali.
Grazie, chiudi l'audio. Va Vabbè, bene. grazie, sa fare i sentimenti. Vorrei capire, ecco, sì, è rimasta con il microfono. Ci siete, ragazzi? Ah, siete caduti. Vorrei capire, le ragazze, voi avete qualcosa da dire in questa serata? Perché è il momento del, insomma, adesso o mai più. Sì. Allora, io sono sicura che al nostro intervento Lidia dirà: queste ragazze mi hanno bloccato, io non ho niente con loro, non le conosco. Noi abbiamo bloccato tutto. Come lo sapevi? Perché l'hai detto sempre in live. Sei una maga. Sei Stellina 2. Anche. Salutiamo Stellina. Ciao Stellina. Mi fai la mia bocu, grazie, Calore e Deborah. Ma chi è Stellina? No. Io non te lo posso dire a chi sembri. No, lo puoi dire perché non lo puoi dire. Ma perché non puoi dire qua? In separata sede te lo dico. Ma perché uno te lo pensa dico essere da bipolare Ma non c'è in una bisogno, te lo dico videochiamata. io, già che sono Te lo dico da bipolare in una videochiamata. Oh, sa finire Sei il birichino al femminile. Sa finire Assolutissimamente, non mi posso offendere, tranquilla, fidati, fidati. Comunque, continuiamo. È stato questo blocco di gruppo, semplicemente per il fatto che mi riaggancio al discorso di Nunzio. Quando una persona è incompatibile, non vedo il motivo per cui io debba guardare i loro video, che non sono né migliori né peggiori, sono diversi, così come le personalità. Il motivo del blocco lo spiego con il bipolare di Grazia, nel senso, lei dice Grazia è bipolare. Io penso che tutti abbiamo una doppia personalità, però preferisco una Grazia. L'importante Ce è l'abbiamo ammettere tutti, che proprio ci sono l'abbiamo. gli studi. Ok. Però preferisco una Grazia che è agguerrita in live, ma nella vita privata è una persona con cui puoi parlare, piuttosto una che in live fa la santa e poi nella vita privata crea disguidi. No, ma io non ho detto che non accetto, perché con Grazia io mi sono fatta delle chiacchierate in video. Certo, no, ti sto dicendo una mia preferenza, preferisco la bontà nella vita privata. Però che è bipolare, posso dire? È bipolare, ti adoro proprio, ti adoro. Grazie. È un No, posso complimento. dire i cazzi bipolari? Fai una canzone con nome bipolarità. No. Sai perché è arrabbiata che sei bipolare? Sai perché è arrabbiata? Perché voleva il primato di bipolare. Ora siete in due. No, perché io sono bipolare. Ma d'altronde Io lei è sono stata. diversa. È Io stata, sono così nella vita. è stata ma non mi nominata anche toccare. la Queen, lei, no? Quindi, essendo la Queen, diciamo che lei predilige sempre questo Scusami, primato in tutte no, la cose. Queen, no? ma La Queen. cosa mi hai detto tu una volta delle strategie? La regina delle strategie. Che sembra la Queen. La Queen è una cosa, la regina delle strategie per me è un'altra La cosa. Queen è regina in la Queen inglese. inglese, Stessa cosa. No, che è regina lo so, la Queen nel senso perché la Queen era delle live, dicevano la Queen delle live, invece a me Deborah mi ha detto la regina delle strategie. Vabbè, che è Lidia, un po' diverso. stratega ci sei, ma un po' tutti penso su TikTok siamo strateghi. Ah no, pensavo che ero solo io. No, un po' tutti, ok, no. chi che manipola gli stiani. No, strateghi nel senso che attuiamo Ma delle strategie. No? Ora ne fare venire molte di fame. Che strategie fu? Vabbè, ma tu ci potresti dire che ieri mi caricasti, mi diste una fangata a far vedere a tutti i 5. Non male, no, dopo quello che è successo, che strategie su. Però diciamo che abbiamo vinto, Allora, no? Abbiamo vinto. Ma su che cosa? Per essere tutti e cinque qua. No, Cioè, non che abbiamo dette una vinto, nel fangata, senso, ma siamo loro qua. non dicono hanno vinto loro, abbiamo vinto, diciamo. Allora, io ti dico la verità, la devo dire perché l'ho detta anche Sì, ieri sì. e gliel'ho detto pure a Rocco. Io ho invitato, sono stata io a chiamare i ragazzi dicendogli ragazzi, anzi, buonasera nemici. Sì, vero. Nemici nel social, perché io non li conosco, in fondo non c'è mai nessuno, questi cristiani non posso dire in vita come siamo combinati. Però buonasera nemici del social, invece ancora siamo nemici, però comunque il succo era, guardate io vorrei invitare una persona molto artista nella vita che in questo momento sta girando il mondo. Sì, non so se in questo momento è in teatro oppure. Non sappiamo in quale, ecco, non sappiamo in quale teatro si trova in questo momento. E allora io ho detto, vi giuro che per un giorno mi alleo con voi. Per una sera. Io appena dissi Lidia alleata con noi, no, affidiamo a qualcuno perché non può essere. Siccome no, dici no, ma no che non vuole un alleato con me, dici ma che lo chiami a fare che già lui è artista nella vita? Ognuno ha la sua strategia nella vita, loro ne hanno anche una.
quando vanno a cena a casa di qualcuno, io li ho invitati a casa, Armando e Nunzio, usano una strategia. Mi buttano le cuore per far ambriacare a mia moglie e svaleggiare la casa. Allora, con sto liquori proprio, cioè in tutte le live l'ho nominato sto liquore, anche con qualche battuta che non mi è piaciuta perché l'ho trovato un po' comodo. Vabbè, però dovevate dirlo subito, non mi seccate. Voi avete detto era l'altro Rocco, hai ragione. Grazie Rocco, era un po' cusciato, a Gieghi. E ora tornare in Mr. Hyde. Ah, sei Mr. Hyde? Ora. Meno male. Comunque io con le ragazze, a prescindere da tutto, non li conosco veramente. No. Ma non quindi scusatemi, quest'odio come nasce? Chi c'entra che la mattina ti affacci e dai? E poi come fa un caruso si chiama Pieruccio. Là io vivo! Ma che cosa? È bene assicurazione? Chi porta là io vivo? È peso! Io vorrei capire allora una cosa, quest'odio come nasce? Se Lidia dice io non le conosco, da dove nasce quest'odio? Avete odio verso di me? No, c'è semplicemente un'antipatia. Come nasce questa antipatia? Nasce dal fatto che gradiva la sincerità completo oggi, non perché siamo stati invitati tutti volentieri da Lidia, ma perché noi siamo amici. No, al di fuori dei social. Mi avete detto che io non li volevo? No, ho detto che li ho proposte io e tu mi hai detto sì, se Rocco ma io non ho detto no perché no, la mia era un altro tipo di trasmissione stasera. Tu hai ma poi quando lui mi ha detto noi siamo un gruppo di amici fuori dal social e anche dentro, perché tutti abbiamo TikTok. A casa, però. Quindi l'odio nasce dal fatto che io per i miei amici vado a morire e li ho sempre automatico sono andata in contrasto con loro. Quindi è una cosa indiretta. Oltre che tra l'antipatia e l'amicizia è nato il blog. Ma l'antipatia comunque nasce per una questione che c'era un dibattito tra di loro, al di fuori di quella che può essere le persone che possono essere le persone. No, non penso. Non è tramite la popolarità di Lidia uno diventa invidioso. No. Se io ho degli amici e degli amici hanno dei contrasti con delle persone, automaticamente fai scattare l'antipatia? No, è sbagliato. Questo sta dicendo? No, l'antipatia non è scattata perché Lidia e i morti di fame erano in contrasto. Evidentemente nei contrasti tra Lidia e i morti di fame è scaturito qualcosa che ha fatto conoscere Lidia. Però diciamo anche che quando sei amico con qualcuno quando sei, perché è normale la vita, io vado a difendere i miei amici, quella è una cosa di vita, è normale. No? Quella è difensiva. Io sono d'accordo perché io preferisco, gli dico sempre, ditemi che sono antipatica, ma non mi dici di mani parole. Sicuramente. Io dico, io sono del presupposto. Anzi, qualche mani parola a Deborah ma l'hai detta anche tu, quindi siamo 1-1 palla al centro. Ma prima l'hai detta tu. Io parto però da un altro. Scusami, tu ti pigliasti con Narimbera, ti mettissi in da destra. Ma tu cosa intendi per brutta parola? Dimmi la mia brutta parola. No, ci hai preso per porci. Allora, questo non fa parte del mio Come no? Io ho aperto la live perché lui ha detto neanche i cani, ai porci. Allora, intanto Nunzio e io siamo due persone per le femmine, perché c'è stata una discussione su Stellina. Ti ha detto non siete nemmeno delle donne. Tu hai risposto. Io ho detto siete delle oche, non dei porci. Delle oche, che è diverso. Delle oche starnazzanti, ho detto. Lui ha detto delle oche starnazzanti e tu apri una live dicendo no, l'aprite voi la live. Aspetta, no, ti sta salutando. Aspetta. Ma chi te l'ha detto? Io non apro la live. Ma se apri una live dicendo Deborah è una mongola, voi dite che apri una bucca a papera, chi l'ha detto? Vero, Scusami, prima di tutto ti ho detto cretina, no mongola. Hai detto mongola, io ho una memoria di ferro. Ascoltami, allora lei non l'hai buona, lei è arginita. Ascoltami che lei è arginita perché io apro la live la sera scherzando con Rocco. No, eri per il seria. Culo. Mi stavamo prendendo per il culo quella sera. Ma tu ti permetti di offendermi sull'aspetto fisico perché ma chi ti ha dato la io sull'aspetto fisico non ti ho preso. Sì, perché la bocca a papera è fisica. Ma io non l'ho detto la bocca a papera. Non mi importa il tuo L'ho detto io bocca a papera, però la voglio vedere questa live. Te lo No, ce l'abbiamo, Lidia, ce l'abbiamo. No, voglio vedere, perché io non la. Io calcisti cretina murioso, ci hai detto mongola e bocca a papera. Ma eri nervosa, si vedeva. E allora vuol dire che lei mi ha detto che io ci rissi un capapera. Sì, è stata una risposta, certo. Vabbè, ma non c'è niente, ora con i soldi si sistema tutto, musso, culo, tutto No, ma figurati. Comunque ritornando. Comunque sì, per me sono indifferenti perché ripeto a dire, io non li conosco, nel social non le ho mai viste. Dico che Dario invece li seguiva da sempre. Sì, lui Dario lo seguiva.
No io. Beh, ma Dario per il fascino, mica porti che comunque io, ritornando al discorso di prima, che a volte si difendono gli amici e quindi l'interlocutore diventa antipatico. E non li chiamo branco picchi su cibo. No. Io, se un mio amico ha ragione, gli do ragione. Molti invece sono convinti che i propri amici bisogna difenderli anche quando si ha torto. No, ed è sbagliatissimo. Però scusami, questi sono pensieri però proprio. Scusami se ti interrompo. Se io sono amica, il torto glielo faccio notare non davanti alle telecamere, ma lo dico in silenzio. Quindi davanti alle telecamere in quel momento lo posso difendere perché è un amico mio. Ma fuori, ma quando è indifendibile, magari tu fai una cerco il modo di farlo. figura, no? Cerco di farli magari cambiare discorso e di cercare di far chiudere la cosa per poi in silenzio andargli a dire l'errore. Vabbè, io ho difeso Rocco indifendibile, ma ho difeso stesso. No, tu non l'hai difeso. Ah, no? Tu l'hai parato e lo giustificavi, è diverso. Difendere Però è una persona è un discorso, ma giustificare e parare i colpi che Rocco non lanciava con la mano destra. Io annunzio abbiamo. Però c'è una cosa, grazie, io facevo Rocco, Armando, c'è una cosa, a volte No, lei, ma non sono delle accuse. a volte lei quando mi diceva questo Rocco, ci stiamo confrontando. Io mi chiudevo, poi rientravo non più con una brutta parola, con un semplice tipo scemo, non stiamo salire. Vabbè, questo su Rocco l'abbiamo fatto un po' tutti, perché prima che iniziassero le diatribe di quelle proprio forti e violente, a volte Rocco, non lo so, c'erano momenti in cui disdiceva, ma anche io dicevo Rocco smettila perché non scendi, oppure lì fallo scendere. Però è anche vero, dobbiamo essere anche coerenti, sta parola ormai non TikTok ma sa scudare, che quando Rocco faceva una battuta verso di voi all'inizio, a voi l'avete detto anche in una live, a Rocco o ti piace o non ti piace, e voi avete accettato Rocco. Dopo è iniziata sta cosa. Allora noi non l'abbiamo accettato più perché tutte le battute di Rocco erano omofobe e colpivano il nostro orientamento sessuale. Però, Lidia, scusami, una volta mi piaci, due volte mi piace, la terza volta non mi piaci più. Però scusami, ma quello lo pensavi tu, perché uno è testimone Geo, non si può toccare più, uno è gay, non si può schifare più. C'entra, se tu scherzi, allora Rocco a me mi può colpire in tanti ma se mi colpisce sempre sull'omosessualità, una volta mi piace, seconda volta mi piace, la terza volta mi hanno a cagare. Scusate l'espressione. Ma non ti toccava perché ti voleva toccare? No, faceva ironia sulla mia sessualità. Sicuramente. Se io faccio continuamente ironia sul suo peso, gli piace una volta, gli piace due volte, la terza volta mi dice no, ora basta. Scusami, poi penso di essere corretto nel ragionamento. Però tu l'hai preso omofobo a Sucaruso che non esisteva. Ho detto lui ha espressioni omofobe, no che Rocco è omofobo, perché io non lo conosco. Rocco ha espressioni, esclamazioni o il modo di scherzare molto omofobo, che confermo tutto. Anche quando scherza con i suoi amici. Lui scherza, hanno amici che sono omosessuali. Quando io lo sento scherzare in quel modo e loro ci ridono, a me dà fastidio. Sì. Quel modo di scherzare, però ti posso assicurare. No, io non penso che lui è omofobo. Assolutamente. No, l'unici in dei live, lui è. Lui lo sai che lo difende. Stiamo parlando, non è che tu la una cosa, alzati e vatti a sedere apposta di. Lo sai che non lo sono. No, Lidia, tu mi devi capire, io sto dicendo. Stiamo parlando, nel senso, no, lui ha avuto che a loro disturba, magari i suoi amici no, ma a loro sì. Perché sennò lui non mi faceva entrare a casa sua, non ha altre amicizie omosessuali. Onestamente a me mi ha fatto rabbia questo su di te, perché tu hai detto omofobo è una persona che non ho detto che lui è omofobo, ho detto che ha delle espressioni omofobe, è diverso, è quando parla. Lui ha detto i suoi amici perché non stai ha degli amici che magari ridono, loro non piace questo mi piace modo. Una volta, due volte, ma la terza volta, quattro volte poi ti anche perché scherza su di me su altre cose. Quando è incavolato, ma davvero non lo riconosco più. Lo so perché io l'ho visto. Mamma mia, è questo, lui quando è così, ragazzi, tua moglie da levare il TikTok quando è così. Infatti ci fa Rocco, finiscila, io lo vedo molte volte che gli dice non su Marauri mia, grazie. No, questa è un'altra che fa danno, però non fa positivamente, nel senso perché è una senza filtri, no? Sì. E io la freno ogni tanto, ma non perché non la voglio fare parlare, ma perché non ha filtri. L'amicizia è questo anche. Ma si scatenava ora, capire gli errori. Prima grazie era tutta posata, nascosta. Cosa vuoi dire? Che da quando frequenta te? Bravo. Tu una volta me l'hai detto nella live. È strana sta cosa. Si parlava di Stellina ovviamente. E del tuo amico. È strana
problema sta cosa è quando passano da questa parte parlano in un certo modo, quando parlano da questa. Vabbè, grazie, mi dica ora sta parlando alle 1. No, allora io sono arrivata oggi così perché mi ha dato fastidio l'atteggiamento di Rocco, ok? Quindi quale modo migliore, ok? Però voglio dire, io sono sempre così, ripeto, la differenza è un conto che tu apri il social e fai video su TikTok, un conto è la vita reale. La vita reale però io il mio carattere. Quindi c'è differenza tra social e vita reale? No, nel senso che se io faccio una telefonata, perché lei ha sempre puntato sulla telefonata, videochiamata, non è che io posso entrare come faccio in live o grazie, non lo dire, non posso entrare perché allora, quando parlavamo era agitata, tu ieri ci passerei. No, ma allora io oggi ti ho detto che quando non conosco le situazioni, non le vivo in prima persona, io non prendo parola, io apro la bocca con cognizione di causa. Con loro non eri in prima persona. No, ma non le ho vissute io. Allora, per fai i frecciatini a posto suo e non vivi le cose in prima persona. Ma quale frecciatine? Quale frecciatine ho fatto a posto suo? Alla fine ci metti sto cimento in palazzo. Quelli erano i balconi, ma non era per voi. Se tu guardi l'orario, l'ho fatto alle 13:32. Io voi avete fatto la live alle 15. È che sono molto veggente e molto sensitiva. È informata quando facciamo No, me l'hanno detto, me l'hanno detto. Non è che è veggente e sensitiva. Ho dovuto mandare gli screenshot. Questa parola è meravigliosa, me l'hanno girata, me l'hanno detto. Perché mi hanno chiamato di pomeriggio. Tutti. Oh, io ho detto fantastica, me l'hanno girata, mi hanno chiamato. Mi hanno chiamato perché mi hanno, tra virgolette, non rimproverato, però capire, e meno male che io avevo proprio salvato. Ho fatto quel video alle 13:32 appena sono uscita al supermercato e la live detta, chi me l'ha detta, è stata fatta alle 3, quindi non c'entrava niente con loro. Anche perché, ascolta, ognuno di noi ha una vita privata, quindi una può. Te lo sto dicendo io ora. No, ma infatti ti sto rispondendo. Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Io sì, tu. Quando io faccio sei tu e sei tu. Sei sbattonato. Lo dico ufficialmente. Perché diciamo oggi... che quando ingolpiamo Lidia, Ida sempre chi non ci coppa Ragazzi, ieri i suoi amici in privato mi hanno detto: ma tu stavi copiando a Loredana che manca Canuscio, che non vi manchi i suoi video. Sì, perché Loredana imita Grazia. E tu c'è un po' di niente fare, niente sapere che ti stavi ti stavi imitando da sola. Giuro, io non lo sapevo che tu facevi così, che copiavi Grazia, che alla fine Grazia copia me. Insomma, alla fine di tutto devi sapere che non lo so quello che fa, perché non li seguo. L'artefice di tutti i guai sei tu, Lidia. Cosa? Io lo giuro, quando voglio bene, vi giuro che io non vi guardo. L'artefice di tutti i guai sei tu, Io non blocco nessuno. Giuro. Mi avete bloccato voi perché avete detto, sai, rispettiamo. Io una volta l'ho sentito quello che ha detto Deborah, io l'ho rispettato, infatti una volta non so, c'è un cucciulissi. Diciamo che Lidia è la stratega numero 1 di TikTok, lo possiamo dire. È la strega. Come fa? No, strega, stratega. No, ha detto stratega. Come fa le strategie lei nessuno. Amo, ci ha battuto, Assolutamente, perché in una videochiamata in una videochiamata io ti ho detto a te, Lidia, sei diabolica, ma io sono più diabolico di te. Te lo ricordi? L'ha ammesso, ragazzi. Ma lo dico sempre. Vero. Lo dico sempre. Quindi qua c'è la gara a chi è più stratega, quando sto capendo, e chi è più avanti rispetto all'altro. Si sta creando anche sta perché cosa. dobbiamo uscire le unghie, capito? Se no ci sbranano. Ma io è una giungla. È una giungla social. Però l'avete sempre chiarite fondamentalmente. Ma diciamo 10 volte. Sì, perché noi ci scanniamo, poi ci scappa di mano su social, secondo me. Sì, è vero. Allora, magari fuori. Vero. Un consiglio, perché ho 51 anni, sono abbastanza grande. Non ascoltate né il rullo perché fanno pighi. Usa una buona scudata. E poi un'altra cosa, quando vi mandano i messaggi privati e dire sai quella io li blocco. Perché ciò che fanno, lo fanno a te e lo fanno a loro. Cioè fanno il doppio gioco, quindi state attenti ragazzi nelle cose che... No, vabbè, io i messaggi privati onestamente... Io voglio dire solo una cosa, secondo me ok, la lite su TikTok ci sta, il però... dibattito.
Però si deve fermare al social. Bravo, perché ultimamente basta. ho visto che va oltre il social. La vita e è la quello non va vita, bene. Non va bene, ragazzi. Secondo me. Perché comunque andare a rovinare quella che è Devono la vita cantare, per devono cantare. un gioco Anche che può essere ammazzata, TikTok non ha senso. Va bene, a questo punto io direi di fare esibire. Blocchiamo al momento anche perché tra un pochino purtroppo arriveremo al termine di quest'ultima puntata. Io direi a questo punto l'Inter vince o perde? L'Inter vince, ragazzi, c'è Napoli-Inter e a quanto pare sta vincendo l'Inter, ve lo dico così per informazione, perché noi in realtà da qua abbiamo lo schermo dove abbiamo la puntata, ma di là abbiamo la partita, giusto per farvi capire. Allora, facciamo cantare i morti di fame, ragazzi, che ne dite? Dai. Andiamo noi contro ragazzi, i Mavari? andate contro i Mavari, che ce ne assai, piedi, andiamo un po' a... La posso dedicare a Lidia? No, ma Lidia non è una Mavara. Anche Tu pensi che è perché uno che se ne va nei Mavari? Anzi no, la voglio dedicare a Dario. Di là, che le voglio telecamere sono dedicarla di a là. Dario, al marito di Lidia, Sì, ma perché ce so l'hai? che questa canzone Ce l'hai gli è la piaciuta. sorpresa? Mi dai la sorpresa, per favore? Ecco, non la fare vedere. C'è una sorpresa? C'è una sorpresa. Sì, a un certo Ok. punto della canzone c'è una sorpresa. Ragazzi, attenzione quando vorrei scendete dal Dario di palco, perché in TV si fronte vede. perché so che Dario questa canzone piace. Ragazzi, stasera. Quindi gliela dedico. Stasera Dario Aspetta. Ecco, non era così, ma vabbè. farà il peccato con Nunzio. Il video si farà. Dario farà un peccato Muris con mia. fa peccato, Ma io ma non te lo so, tengo, però. va. Vabbè, è un bel ragazzo. Ok, siamo pronti? La possiamo presentare? Andiamo con i morti di fame contro i Mavari, giusto? Sì, di Tonnareri. Di Tonnareri. Già si vede a primo coppo quando si presentano. Ti fanno una festa ma gli occhi non mentono. Si vede a coppo. Ogni tua soddisfazione ti fa stare male. Pettegolano alle tue spalle gente senza cuore. Fanno finta che sono importanti, hanno l'occhi pesanti E non pensano a farsi gli affari suoi. Io stai magliette chiudi Tonnareri, si continui di vene a depressioni, è inutile cadi pure Mavari, picchi ti fa rubare solo i soldi. Tu mi osservi dalla testa ai piedi, ho capito che trami qualcosa, speri che la vita mia mi vada storta. Io stai magliette chiudi Tonnareri, come sin dall'occhi tu sindoconi. Fai di tutto per non stare in passareli e pavini tutti così fai cambiali. Ti camuffi a mezza a chi ti cano i soldi, però non giudici a gente che si chino imbrogli. Hai una lingua peggio di un serpente, tutto il giorno a sputare sentenze, ma ti avviso che con me non c'esce niente. Io stai magliette chiudi Tonnareri, si continui di vene a depressioni, è inutile cadi pure i Mavari, picchi ti fa rubare solo i soldi. Tu mi osservi dalla testa ai piedi, ho capito che trami qualcosa, speri che la vita mia ti vada storta. Io stai magliette chiudi Tonnareri, come sin dall'occhi tu sindoconi. Io stai magliette chiudi Tonnareri,
vita mia mi vada storta. Giusta maglietti chiudi donna neri, come sin dall'occhi tu sin do cori. Ragazzi, io non so se avete visto, però c'è stata un'invasata di sale. Significa che domani le signore delle pulizie, io chiedo scusa, no, ora noi. No, lo facciamo. Ora ci date scopa paletta. Ragazzi, allora vieni a casa mia. Scusate, io sono contenta perché a questo punto Stellina facciamo Maria perché si scandano. Veramente da Maria magari un scandalo. Non vi sentiate. Queste sono cose brutte che non devono essere insegnate ai bimbi. Ma a questo punto sta canzone è dedicata a me? No. Però c'eri tu qua al sale, lo mabbiare a qualcuno. Quindi... Ma però Carussi, c'è che stai vaietti e più vi tornerei, quei cavaietta. Perché tu non hai etti? No, sto scherzando. Su questi cosi. Stiamo scherzando, è stato un gioco. Esatto. No, infatti me lo sono appresso. Io mi facevo con. Lei la sapeva la canzone. Stellina. La sapeva Lidia la nostra canzone? Sì, cantava. E a proposito di Lidia cantava. Farei cantare a Dario questa canzone. Adesso vogliamo sentire Lidia cantare. Ora sentiamo Lidia. Sentiamo Lidia, prestatemi un microfono. Ma il telefono dove? Perché siamo quasi in chiusura, facciamo la nuova Lidia? Io l'ho detto che era carino. Ma scusa una cosa, tu non c'hai a te? Ma sulla giorno mi richiede quello sono funero comodo della macchina. Quale presentiamo Lidia? Quale facciamo? L'ultima canzone. Andiamo. Ma dove sei tu? Dove sono io? Parli, ma sei solo fumo. Credi di essere su, io ti vedo giù. Sei rimasta da me nella luce. Amo ti vedo troppo convinta. Per è buono non ci vedo niente. Si bugiata brutte sceme e finte. Gelosa di me. Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Vicino a te non senti una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. La convinzione sai, rende ridicoli. La verità che sei rimasta dietro secoli. Tu non parlare dai, ora dimostrami. Non mi guarda perché tu sai che ti faccio morire. Vicino a te non senti una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Na na, na na na, na na. Sentiamo buona, tu casi leona, proprio leona, leone da schiera. Ma qua vicino tu non sei nessuna, tieni paura pure all'ombratoio. Parlo sempre me, può far credere che alla fine tu sei superiore. Ma una gomma a te, se può favore, ma sa da favore a un dottore. Se mi vedi io lo so che ti nascondi, dimmi perché da vivo tu non mi affronti. Ti distruggo solo in pochi secondi, ma chi cazzo sei? Vicino a te non senti una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Vicino a te non senti una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. La convinzione sai, rende ridicoli. La verità che sei rimasta dietro secoli. Tu non parlare dai, ora dimostrami. Non mi guarda perché tu sai che ti faccio morire. Vicino a te non senti una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Vicino a te non senti una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa.
Sederci perché siamo in chiusura, purtroppo siamo arrivati al termine, quindi venite tutti, l'ultimo chiuderemo con la canzone di Rocco, ok? Sarà Rocco a chiudere la serata perché è sempre stata la nostra sigla e quindi andiamo con il brano di Rocco. Allora ragazzi, siamo arrivati alla puntata finale, volete dire qualcosa? Qui. Certo, Salvo, vieni, tu che sei, fregatene, vieni. Nel frattempo Lidia e Rocco, Iole, voi che appunto siete stati, eccolo qua, è arrivato anche Salvo, volete dire qualcosa per queste 5 puntate? Adesso non ha parlato lui. 5 sono, 5 furono. Non ha parlato. Ora lo facciamo salutare. Avete qualcosa da dire? Vi siete divertiti? Allora. Insomma, abbiamo avuto ospiti diversi, abbiamo raccontato all'interno dei nostri studi su Bella quello che è il mondo social, quello che succede per quanto riguarda scusate la posizione poco consona che si poteva vedere su TikTok, è stato un momento di pura felicità per chi stava guardando. Sonny, facci anche la foto. Nel frattempo Salvo Scipilia, il nostro ideatore, vuole dire non qualcosa? Non vuole dire niente, parlo io. Allora, okay, io quando ho contattato Rocco perché lo conosceva mio padre da tanto tempo, mi sono imbattuta in una cosa diversa. Nel frattempo mettetevi in posizione foto, 1, 2, 3 ragazzi. Come sempre le foto le troverete su Instagram di Bella TV e sul Facebook e poi ovviamente potete prenderle e ricondividere. Aspetta. Dietro, Lidia, tieni qua. No, volevo dire, in queste 5 puntate abbiamo fotografie con tutti i nemici. C'è la cosa più bella che... Esatto. Allora io dicevo non so come riusciva questo programma, però ha avuto degli ascolti perché si vede anche lunedì scorso che non ci siamo stati, tutti mi hanno contattato, quindi non so se a voi è piaciuto. A me sì. È piaciuto. È piaciuto il programma, cioè vi è piaciuto questo perché ho stato diciamo che il pubblico a rispondere ed è una risposta. Non so, è piaciuto questo tipo di programma che ho voluto mettere in atto. L'abbiamo seguita, ok, sì. quindi compagnia. Collati un'ora al telefono. Grazie perché è interessante. Ma più che altro, a parte per vedere questo format che avevate fatto, sì, e quindi ero curioso, ma poi per vedere Lidia in queste puntate. Di noi, lo puoi dire? Certo. È andata per me, non ha mai. Dai, alla fine un applauso a Lidia per aver infatti volevo ringraziare trattenuto questo programma con il mio come dialetto, profana. Come il mio dialetto, non italiano. No, tu no, il tuo non è un dialetto. Io preferisco quando parli in siciliano, sai perché? Perché quando si fa un siciliano italianizzato è una terza lingua che molti sconoscono, quindi resta siciliana o parli in italiano, ma se vuoi fare un siciliano italianizzato molti dicono ma no, io non lo parlo l'italiano corretto perché ci sei tu, lascio il posto a te. Ovvio, che me lo vuoi, posto è mia. Va bene, con questa perla di chiudiamo il microfono. Volevo ringraziare Lidia e Rocco perché alla fine Lidia subito invito quello, ragazzi, dietro un programma così fatto così che comunque volevo invitare, già l'avevo detto l'ultima puntata è vero. Vi dico infatti volevo il numero di va loro bene. Mi dispiace che non ho potuto vedere volevo salutare non occasioni ragazzi, i nostri ci sarà sicuramente sponsor e ringraziare i nostri sponsor perché è anche grazie a loro che siamo qui, quindi Cirincione, Enzo Rametta, Luxury Drink di Antonio e poi chi c'era? Termini. La gastronomia Termini. Enzo Rametta già l'abbiamo ringraziato che è stato con noi. Ringraziamo loro che ci hanno seguiti. Grazie a tutti. Ragazzi, appena bene rimotti fami, parista rimotti fami stasera. È vero, Rocco, non è arrivato niente da mangiare. Ora andiamo a mangiare, dai, perché ma io veramente poco fa ho visto Enzo Rametta, disse non è agosto, però fossi buttato in Moluri, manco chi arrivano. Zero. Era collegato. Va bene ragazzi, noi adesso concluderemo con Rocco, sarà la sigla del finale.
Vi ringraziamo a tutti, come sempre oggi è lunedì, mercoledì ci sarà la replica alle ore 21 su Bella e la puntata come sempre la troverete anche sia su Facebook che la diretta attuale e poi caricata su YouTube. E ringraziamo tutti gli ospiti. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati presenti con noi dalla prima alla quinta puntata e il pubblico che è stato sempre presente, speriamo che vi siete divertiti. Vi mandiamo un bacione e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, vai Rocco! Vai. Questa la dedico alle mie bambine, a Rosa e a Francesca. Diversi ma simili, diversi ma simili, diversi ma simili, Hai ragione, in fondo sei mi stessi, tu ti camuffi brava femmina ma ti scama e turisti, a mia non mi togli e io ti dico invece le donne ci sono delle tarocchi, a tutta brava gente che di te si preoccupava e senza neanche accorgersi magari ti pavava, tu ci leggevi i gatti parlando del destino ma non dicevi niente se non c'era l'eurino, ma tu per mia resti una brava carusa, tu stai vicini miei picchi viva a Siracusa, adesso tu lavori vendendo le borse e per comprarle in fretta la gente fa le corse, li trovi Gucci e Prada, Louis Vuitton e Fendi, ma picchi non giurisci a non malumorente, tu ami gli animali, cani e gatti e tartarughe, mi faccio una risata che mi spuntano le rughe, diversi ma simili, diversi ma simili, diversi ma simili, povero Peppe che tutti i cosi si accullava e poi più colpato quando parole zombottava domenzo do guttiglio un dame live TikTok qui Irene e qui Giampiero non ti pareva vero faranno tutti chi tu ha combinato quando senza rispetto i cristiani ha consumato ma poi un bel momento senza nessuna scusa ti sei decisa finalmente a chiedere scusa ricordato che inciuta finiste proprio da arero cagno re panini tutta dispiaciuta areta giù muretto fatto di cemento l'abbiamo battezzato il muro del pentimento ma l'importante è che ora tu capisti e di tutti sti cosi tu te ne pendisti i cristiani di sto mondo in fondo non sono santi e tu sei come a mia e come a tutte quante e ora vieni qua che ci dici sti scusa ma io sapevo già che eri una brava carusa io sogno di Catania e tu di Siracusa ma pensandoci buono siamo quasi la stessa cosa diversi ma simili diversi ma simili diversi ma simili diversi ma simili diversi ma simili